qui a Lot Corner abbiamo un ospite speciale oggi, Francesco Gheghi. Ciao Francesco, Grazie, come ciao. stai? Bene, bene. Emozione? Diciamo che Francesco Gheghi arriva a Venezia con Padre Nostro, film in concorso. L'anno scorso era arrivato con Mio fratello rigore i dinosauri, quest'anno invece si gioca a Sì, Champions League. un'altra storia. Com'è? Sì, no, sono emozionatissimo, per me è un onore soltanto venire qui come un ospite, cioè nel senso venire, guardare la mostra, fuori concorso l'altro anno e in concorso quest'anno a 18 anni, sono molto fortunato. Di Padre Nostro è un film bellissimo ma anche molto difficile, che parla di un decennio che in Italia Sì. è stato terribile. Tu hai un ruolo altrettanto difficile, senza poi spoilerare troppo, perché non è. Com'è stata l'esperienza sul set con Claudio Noce Sì. e Pier Francesco Favino, che è anche produttore del film? Esatto, e diciamo che il mio personaggio insieme all'altro, che è interpretato da Mattia Caraci, non raccontiamo gli anni, noi non ci interessa raccontare quello, noi raccontiamo l'amicizia, la formazione, di come crescono i ragazzi, e il mio personaggio è forte, nel senso che lui è un ragazzo ribelle e comunque vediamo anche il suo lato, quindi non vediamo soltanto il lato di un ragazzo che è stato, diciamo, ferito da quel punto di Sì. vista dall'attentato, ma vediamo anche un altro ragazzo che è stato ferito perché anche per lui comunque sempre suo padre in ogni caso, poi vedremo nel film, e quindi questo, nel senso che Sì, esatto, è stato questo il lavoro. sì, il lavoro. è stato un bel lavoro, grazie a Claudio, Leonardo Albornone, l'acting coach, Favino, tutti, Barbara Ronchi, è stato un lavoro formidabile, mi hanno aiutato tanto a vivere quell'epoca, anche grazie alla scenografia, ai costumi, Sì, anche le gli abiti, c'è il macchine, borsello che c'è esattamente. sempre. È stato... Ma hai dovuto fare un provino per... Ho fatto un provino, poi mi hanno richiamato, una seconda, poi una terza volta, e la terza volta mi ricordo questo che per me è stato importante, perché la terza volta ancora Claudio doveva vedere altri 3 ragazzi, se non sbaglio, però mi portò fuori e dice: guarda, a me non mi interessa vedere gli altri perché ho scelto te. E a quel punto cosa hai pensato? A quel punto ho pensato: ce l'ho Facciamo. fatta, finalmente. No, speravo tanto in quel film perché era una bella storia, comunque gli anni 70, l'epoca di mio padre, mi interessava. Poi c'è tutta la parte girata in Calabria, no? Certo, La seconda parte. sì, la seconda parte è tutta girata in Calabria, la Calabria è un personaggio a sé, Sì. sì, è molto presente nel film, è importante, la Calabria è bellissima, bellissima. Senti, com'è Favino come produttore? Come produttore? No, io l'ho visto solo dalla parte d'attore, e lui è, oltre, prima che attore, è una grande persona, mi ha aiutato tantissimo, mi ha cazziato quando mi doveva cazziare, quello è stato importante, giustamente, e quello è stato importante, sì. Quindi... Senti, tra l'altro l'altro giorno eravamo proprio qui a Lot Corner, è venuto Daniele Lucchetti, Sì. che conosci, e di fatto hai fatto Daniele Lucchetti, Io sono Tempesta, Mio fratello rigore i dinosauri, questo Padre Nostro, come... Io sono stato molto fortunato, a 14 anni, a essere preso un film con Lee Germano, Marcello Fonte, e Marco Giallini, Eleonora Danco, regia Daniele Lucchetti, Dalia Colli al trucco, Paola Comencini, tante maestrie che io poi all'epoca ancora non conoscevo, perché comunque amavo questo mondo, però non sapevo bene chi erano. Poi Adesso hai capito che questo crescendo ho capito che sono stato molto fortunato. E hai capito anche che questo è quello che vuoi fare da grande? Assolutamente sì, quello che mi rende felice è una delle poche cose. Sì. Ma chi sono i tuoi attori di riferimento, i tuoi I miti? attori sono Robert De Niro, Robin Williams, Leonardo DiCaprio. Ultimamente ho visto vari film di Ryan Gosling, mi è piaciuto molto, mi piace molto. Poi in Italia, Favino, molti altri, come pure le donne mi piace molto Scarlett Johansson, Meryl Streep, Anna Foglietta, che è qui. Sì, che è la madrina. Sì, vabbè, ce ne sono sono tantissimi. tanti. Il tuo cinema preferito invece qual è il tuo film preferito? C'è una volta in America di Sergio Leone, è imbattibile e immortale. Classico. Ennio Morricone nella musica. De Niro, James Woods. Sì. Senti, per il futuro come pensi di scegliere poi il film? Perché poi una delle cose più difficili per un attore, oltre a trovare, è anche scegliere un percorso, Certo. poi che tra 10 anni non si guarda indietro e dice ok, ho fatto tutto quello che...
Beh, io ho una grande agenzia alle spalle che con loro decidiamo tutto, prendiamo le scelte insieme, vediamo cosa è ottimo fare per me. È capitato che magari vari progetti sono stati presi in considerazione, altri magari non sono stato preso io in considerazione perché proprio non mi hanno scelto per il film, quindi diciamo che sono ancora giovane per dire quale sarà il mio però là, percorso. certo, Certo. certo. Senti, ma in famiglia che dicono invece? Come In vivono? famiglia sono contenti, 5 generazioni di pizzaioli, uccido questa La tronchi sì, definitivamente. sì, no, pure perché vedo papà che fatica molto e comunque il lavoro dell'attore oltre ad essere bello è buono, Sì, sì, lo certo. definiamo buono. Certo, assolutamente. Senti, hai visto Padre Nostro tu finito sul No. schermo? Ancora no? No, Claudio Noce mi ha fatto questo regalo perché Quindi lo vedrei a Venezia oggi, stasera, ho fatto questo regalo, definisco regalo perché l'altro anno mio fratello Ricco dei Dinosauri, poi per una questione di interviste cose, Lo hai ho visto? dovuto vedere prima, però in una stanza buia, da solo. con il regista, invece poi quando l'ho rivista allo schermo stava emozionante. E lì che, per esempio, l'anno scorso che hai visto il film, che effetto ti fa vederti e rivederti? Cioè dici, ah lì però potevo far meglio? Certo, assolutamente sì, mi piace rivedermi perché mi piace vedere tutti gli errori, tutti. Ah, così segni, prendi Sì. nota e... No, infatti adesso mio fratello Ricco dei Dinosauri avrei fatto differente. Sì, no, forse, non lo so. Però sì, vedo Però gli un film di cui errori. sei orgoglioso anche. Certo, assolutamente sì. Tra l'altro prima citavi Le Germano, Marco Gialdini, Sì. Marcello Fonte, Alessandro Gasman, Fabino. Aragonesi. Sei trattato bene, diciamo, Sì, no? sono molto fortunato. Molto. E da qui in poi come si va avanti? Stai già lavorando a qualcosa? Sì, ora Brad Pitt. Esatto. C'è Tarantino. Tarantino ha chiamato qua. C'è già qualcosa in Forse incrociamo le dita, non diciamo nulla. No, non diciamo niente. Qualcosa. Allora noi mandiamo un grande in bocca al lupo a Francesco Gheghi, per noi è Rising Star, noi ti sosteniamo, quindi vai Francesco, grazie mille per essere venuto.